Ma certamente tutto appare scontato, ma noi invece crediamo nelle sfide. Io sono una sportiva, quindi sono convinta sempre che bisogna provarci, ma soprattutto stiamo costruendo un dopo. Al di là del risultato che otterremo oggi perché siamo appena nati, noi abbiamo una grande ambizione: costruire un progetto politico vero, alternativo ai due schieramenti tradizionali di destra e di sinistra, perché siamo l'unica vera alternativa riformista. La presenza di Bobo Craxi, persona che stimo moltissimo, è un elemento in più che ci fa capire quanto c'è bisogno in questa terra di riformismo, e quindi il vero risultato arriverà comunque al di là del 21 settembre per il dopo. La prima cosa da fare quale sarà, secondo lei, per il Veneto? Ci sono moltissime cose da fare, sicuramente un investimento vero nel sociale. Noi abbiamo messo la famiglia al primo posto, perché dalla famiglia vogliamo ripartire, quella che è stata abbandonata nella gestione familiare delle nostre aziende. La famiglia che è quella delle pari opportunità all'interno dei ruoli tra le donne e gli uomini, perché le donne sono state quelle più penalizzate durante il lockdown, e dei nostri figli, dei nostri ragazzi. In modo particolare bisogna ripartire dalla scuola, la scuola che noi non avremmo mai voluto chiudere e sulla quale avevamo detto troviamo dei seggi alternativi dove andare a votare, in modo tale da non richiudere le scuole dopo averle riaperte. E poi i nostri anziani, le nostre persone non autosufficienti. Ecco, la vera scommessa è ripartire dal welfare per rilanciare un Veneto ancora più grande e migliore di quello che già abbiamo.